Buonasera e bentornati a Missione Mondo. Nella puntata di questa sera facciamo un passo indietro, andiamo a quest'estate, quando si è svolto a Genova un momento particolare di festa per celebrare i 40 anni di ordinazione episcopale di Monsignor Armando Gianni, che è stato vescovo di Buar in Repubblica Centrafricana praticamente dall'inizio del suo mandato episcopale. È stata l'occasione per incontrare numerosi religiosi missionari proprio in Repubblica Centrafricana. E dunque l'occasione per raccogliere le loro testimonianze e dunque le interviste alle famiglie religiose che dedicano il loro tempo, la loro vita ai centroafricani che ancora faticano a risollevarsi dopo il periodo di guerra civile vissuto negli anni scorsi. E allora ascolteremo le parole del nuovo vescovo di Buar, le parole del vicario generale della diocesi e poi alcune testimonianze di diverse famiglie religiose, in particolar modo i padri Betarramiti, i padri Cappuccini e poi le suore Clarisse e infine le suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Vi lascio allora a queste testimonianze che ci rimandano a un tessuto davvero particolare, quello della Repubblica Centrafricana, con una popolazione che sta cercando di ripartire dopo i disordini degli anni scorsi. Buona visione, allora buon ascolto di questa testimonianza che è anche parola di coraggio di religiosi che hanno deciso di rimanere nel paese al fianco delle persone nonostante la guerra, nonostante la difficoltà, i rapimenti e così via. Sentirete delle testimonianze anche molto particolari. Buon ascolto dunque, noi ci ritroviamo con Missione Mondo mercoledì prossimo. Arrivederci. Lei ha detto durante l'omelia una parola, essere passeur in Repubblica Centrafricana oggi che cosa vuol dire? Come si può tradurre? Ho fatto riferimento a Santo Padre Francesco quando è venuto in Centro Africa a Bangui e allora ci parlava di questo passare all'altra riva, vuol dire passare dai tempi dei conflitti, delle guerre, alla riva della pace, della fraternità. E poi ci ha detto che i preti, le suore e anche i laici impegnati nella parrocchia e tutte le confessioni devono fare tutto per aiutare la gente, per aiutare il paese di uscire da questa crisi, andare verso la vita migliore. Allora passare, i preti e gli altri aiutano la gente di passare, allora diventano i passeri. Da una parte c'è la difficoltà di compiere questo cammino perché questo passaggio in Centrafrica sembra molto lungo, è una situazione ancora molto delicata. Sì, è molto lungo e la gente è veramente stanca e poi non si vede, diciamo, la fine perché la situazione è sempre complicata nella parte centrale e poi all'est, al nord del paese, anche nella nostra diocesi che è abbastanza tranquilla, ma ci sono i gruppi dei ribelli. Allora la gente vive nella paura e allora la situazione è così. Ci sono fatti i passi per andare verso la riconciliazione, disarmamento, ma questo processo procede veramente lentamente. Dall'altra c'è la speranza e lei al termine di questa celebrazione ha voluto salutare tutti i missionari presenti dicendo questi sono i grandi missionari che non hanno paura di stare con la gente. È bello questa presenza che rimane. Sì, appunto perché nei momenti difficili i missionari sono rimasti accanto alla gente e allora la gente poteva venire nelle parrocchie, poteva venire nelle comunità per rifugiarsi e grazie alla presenza dei missionari ma anche dei preti, delle suore centroafricane. Di recente è mancato un sacerdote, nel 2018 alcuni sacerdoti sono stati uccisi, l'ultimo è stato il vicario della diocesi di Bambari, anche questa è stata una situazione difficile. Sì, anche questa è la situazione difficile, è una grande sorpresa perché ho conosciuto Abbe Firmin, ci siamo conosciuti prima quando lavoravo come vicario generale, abbiamo partecipato alla conferenza episcopale, avevamo tempo di parlare, di scambiare, poi lui veniva anche nella diocesi di Buar perché era insegnante del diritto canonico, era dottore del diritto canonico, allora insegnava nel seminario dei Cappuccini a Buar, allora ci siamo conosciuti, era una grande sorpresa, triste per me quando ho saputo che lui era morto. Lei è la guida della diocesi di Buar dai primi mesi di quest'anno, che cosa state facendo, quali sono le novità, anche gli incontri? Dall'11 febbraio
sono a capo di questa diocesi di Buar, che era guidata durante 40 anni da Monsignor Armando Gianni, che è originario della Massa Carrara e cappuccino di Genova. Allora continuiamo tutte quelle attività che lui ha iniziato nel dominio della evangelizzazione e poi dell'impegno sociale. Allora tutte le attività continuiamo di fare, e poi sì, abbiamo iniziato gli incontri con i laici, così, con i preti, per preparare l'anniversario della diocesi, 40 anni, e poi per preparare un progetto pastorale per gli anni futuri, per gli anni prossimi anni. E allora insieme stiamo pensando come ancora rendere la più viva la presenza dei cristiani e della Chiesa in questa parte del paese. In luglio una messa per ricordare la consacrazione episcopale di Monsignor Umberto Gianni, perché questo momento e come è andato? Perché a causa della sua la malattia, Monsignor Gianni non poteva salutare la gente nella diocesi prima di partire. Allora è nata l'idea di fare questo incontro qui, con i preti, con le suore, con i missionari laici e con quelli che potevano venire e che sono legati al Centro Africa, alla diocesi di Buar, per stare insieme e ringraziare il Signore per 40 anni del servizio del ministero episcopale di Monsignor Umberto Gianni, e poi per pregare, una occasione per pregare per la pace in Centro Africa e chiedere anche la preghiera per i missionari che rimangono sempre lì, per il loro coraggio e la forza. Lei è vicario generale da pochi mesi, da quando è stato nominato vescovo, padre Miroslav Guza. Che cosa significa questo incarico per lei e anche che cosa state facendo, insomma, di nuovo in diocesi? Sì. L'impegno è quello di assistere il vescovo e quindi aiutarlo nel dirigere la diocesi insieme al consiglio anche presbiterale e poi anche al consiglio pastorale. Uno dei primi impegni è stato quello della visita, chiamiamola pastorale, in 2 parrocchie che abbiamo fatto in questi mesi, in attesa poi di riprendere il resto della diocesi per le visite pastorali. E a novembre ci sarà, cioè a ottobre ci sarà la sessione pastorale diocesana, e a novembre festeggeremo anche il 40° anniversario della creazione della diocesi, che è stata creata in concomitanza con la nomina del primo vescovo della diocesi, Monsignor Gianni Armando. In questa situazione di difficoltà della Repubblica Centrafricana, quanto è importante incontrare la gente, ascoltare i loro bisogni? Sì, questo è importante perché è andando incontro alla gente che si può capire meglio quello che la gente vive, che la gente attende, la gente spera, la gente soffre. Ecco, questo lavoro il Vescovo l'ha fatto già dai primissimi tempi della sua nomina, già conosceva la diocesi, ma è stato subito sollecito a percorrere tutta la diocesi, tutte le parrocchie, sia quelle che sono, diciamo, più tranquille, e invece anche delle parrocchie dove c'è una presenza di una gente ancora armata, in cui la gente non vive ancora con serenità e fiducia questa situazione. È un padre carmelitano e da quanti anni è in missione in Africa? Quest'anno faccio 36 anni di missione in Centrafrica, sì. Dovesse dire questi anni come sono volati? Sì, il tempo è passato velocemente, i primi 20 anni li ho trascorsi alla missione di Bozum, che è la nostra prima missione carmelitana. 4 anni ero incaricato dei villaggi, la chiamiamo Brus, e 16 anni come parroco al centro di Bozum. E chiaramente
stando anche lì a contatto con la gente si vive, diciamo, proprio con loro, si capisce meglio la loro vita, il loro sentire, le loro difficoltà, i loro limiti, ma anche le loro gioie, le loro speranze, i semi di speranza che ci sono in un paese che ancora ha molto bisogno di maturare, ecco, umanamente e cristianamente. Sì. In questi decenni come ha trovato forza e coraggio nel proseguire quest'opera missionaria? Ringrazio il Signore che, diciamo, non ho avuto grossi problemi. L'unico anno in cui c'è stata la missione di Bosuma ha sofferto, in quel periodo avevo preso un anno, chiamiamolo sabbatico, di riposo in Italia, quando c'è stata la ribellione che ha portato al potere Bozizé nel 2003, quindi 2002-2003 io mi trovavo in Italia, lì ho sofferto non sul posto ma stando in Italia e sentendo tutto quello che era un po' la situazione, perché i ribelli si erano impossessati anche della missione, quindi purtroppo la missione era stata saccheggiata, depredata, abbandonata addirittura, poi nei mesi successivi è stata ripresa e con Padre Aurelio che ha preso in mano anche la parrocchia sino ad oggi. Quanto è grande la famiglia carmelitana in Repubblica Centrafricana? Ringraziamo il Signore che abbiamo il 16 giugno scorso abbiamo avuto un nuovo sacerdote che è il nono sacerdote autoctono carmelitano del Centrafrica, più una presenza di una dozzina di missionari, quindi, cioè un po' meno adesso di missionari, quindi abbiamo dei frutti di questo lavoro missionario e vocazionale. Infatti abbiamo aperto il seminario a Buara nel 1986 e questi sacerdoti vengono tutti dal seminario, uno di loro è deceduto in un incidente, quindi abbiamo attualmente 8 sacerdoti e altri giovani che continuano nel cammino vocazionale. Faccio un'ultima domanda, forse un po' difficile. Qui in Europa in questi giorni, mesi, si parla tanto di Africa. Voi l'Africa la vivete. Che cosa poter dire anche come riflessione sui tempi attuali? Bisogna avere una certa conoscenza dell'Africa, quindi sapersi informare e prendere anche dei contatti per non avere delle idee un po' sbagliate o dei preconcetti, e quindi sapere anche affiancarsi a questa gente per non dare anche l'impressione di un aiuto che si dà dall'esterno ma che poi non sai dove vada a finire, come vada a finire. Quindi occorre avere la pazienza sapendo affiancarsi a questa gente, quindi anche rendersi conto il più possibile di persona della situazione e poi anche collaborare. Collaborare vuol dire non dare semplicemente, ma anche affiancarsi e dare a loro la possibilità di prendersi in mano, il che esige, come dico, della pazienza e del tempo. Lei è missionario in Africa da 40 anni. Che cosa ha significato per lei questo lungo cammino tra le popolazioni, prima della Costa d'Avorio e poi della Repubblica Centrafricana? In Costa d'Avorio ho trovato una situazione che era abbordabile, diciamo. Passato in Centroafrica e ho voluto cambiare posto perché sentivo il bisogno di trovare qualche cosa, forse che mi andasse più bisogno di assistenza, di aiuto. E in Centroafrica l'ho trovato e siamo arrivati fino adesso a una cosa quasi impensabile. Uno che non ha un'idea, una vocazione, penso che non ci resterebbe a lungo. Quando è arrivato in Repubblica Centrafricana, che anni erano, che cosa ha trovato? Sono arrivato nell'85, funzionava abbastanza bene, poi dopo colpi di Stato, è sempre andato peggiorando e adesso siamo in una situazione di guerriglie, di disordine. È difficile. Lei dove trova la forza per continuare questo impegno missionario tra tante difficoltà? Io ho detto a uno di questi capi di questa ribellione, dice: finché c'è una persona che soffre, che la vedo che non ha da mangiare, io resto qui. Ecco, lei ha avuto anche dei momenti proprio di difficoltà quando ci sono stati gli attacchi dei ribelli, proprio in prima persona. Ci vuol raccontare qualcosa di questo?
a me è capitato per 3 volte che mi hanno minacciato con il Kalashnikov. Ero a 1 metro di distanza. Io ho detto, io non sono armato, se voi avete il coraggio tirate, però io non vi assicuro che l'arma scoppia su di me, magari scoppia su di voi. E in questo modo se ne andavano quasi, non so, con forse un po' di paura addosso. E l'altra volta, quando il colonnello è venuto, erano in 6 o 7, specie di tribunale di guerra, non lo so, dice oggi ti portiamo via. Ho detto io non vengo, se volete domani mi presento al vostro quartiere generale e mi spiegherò. Allora ci sono guardati un po' gli uni e altri, beh allora non andarci. È tutta la loro risposta. Io mi domandavo il perché, forse non sono sicuri neanche loro stessi di quello che fanno. Può spiegare dove opera esattamente a Buar, nella zona di Buar, in che area e che cosa fa, insomma, di cosa si occupa? Io sono a Gnem, a 70 km da Buar, è una parrocchia, io sono il parroco lì, e poi mi occupo delle scuole, c'è una quindicina di scuole di villaggio che contiamo sui 2500 alunni, li seguo, aiuto i maestri che possano restare sul posto, avere il coraggio di stare, perciò il coraggio per restare in questa situazione. Ci può descrivere la famiglia Clarissa a Buar? Allora, la prima cosa che emerge è che siamo una famiglia internazionale, siamo suore italiane, suore africane, cioè le sorelle africane sono centroafricane e una sorella congolese, e questo è già un segno bello di fraternità in un paese che ha tanto bisogno di unità e di accoglienza reciproca fra le persone le più diverse. E questo è anche già un messaggio tutto francescano che possiamo dare alla gente. È una famiglia di sorelle che cercano di vivere la preghiera come senso soprattutto della presenza di Dio che non abbandona il suo popolo, che è l'unica sorgente della nostra vita e della nostra speranza, e questo è stato molto forte soprattutto nei momenti della guerra, dove veramente si è sentito che l'unica sorgente di salvezza e di pace non poteva essere che lui. Ed è una famiglia che cerca di vivere un semplice lavoro, ma che è anche utile al paese, perché facciamo dei lavori anche principalmente le ostie, ma poi anche altri lavori che vanno a servizio della Chiesa, e poi c'è anche un'accoglienza delle persone che vengono alla porta per affidarci delle intenzioni di preghiera o semplicemente per conoscerci, e c'è soprattutto una presenza nel cuore della diocesi anche per tutti gli altri religiosi e religiose, che è sempre quella di un'oasi di preghiera. Spesso molti si chiedono perché la presenza di suore Clarisse in Africa, chiuse in un convento, però c'è l'importanza della preghiera da sottolineare. Che cosa può rispondere a questo? Ma io posso rispondere a questo, che proprio lì in Africa, dove la gente ha tanto bisogno e ha tanta povertà, conosce tanta povertà, proprio lì devo dire che la nostra presenza è compresa, perché tutti sanno che senza Dio, senza il Signore, la vita dell'uomo è esposta senza il Signore l'uomo è solo e non può far fronte a quella che è veramente la sua vita più vera. Proprio lì le persone ci mandano un messaggio a parole o silenzioso o col loro affetto: restate qui siete preziose. E l'abbiamo visto in particolare nei giorni della guerra, dove veramente tu senti che là dove l'uomo si divide e si uccide c'è bisogno di presenze che indichino che c'è l'amore che è venuto ad unirci. Essere missionari in Centrafrica oggi che cosa comporta? Noi io sono in Africa da 58 anni. Allora sono arrivato nel 60, era appena cominciata l'indipendenza.
Quindi quando è arrivato che cosa ha trovato? Che cosa c'era? Festeggiavano la prima festa dell'indipendenza. E poi a poco per volta sono stato in diverse missioni. Sono stato prima a Bocaranga con il padre Umberto, poi insieme a padre Umberto sono stato a cominciare una nuova missione. Abbiamo cominciato la missione di Ngaundai. E sono rimasto lì 10 anni, poi sono ritornato a Bocaranga ancora. Com'è cambiato il Centrafrica in tutti questi anni? Cambiato, credo che la gente sia maturata, però sofferenze a non finire. Durante tutto il tempo che sono stato in Centrafrica ci sono state 4 colpi di Stato, mutinerie, eccetera. E adesso viviamo un po' non sappiamo il domani. Le fa un po' tristezza questa situazione in cui è legata al paese? E certo, siamo là e siamo andati là perché amiamo la gente di laggiù e vogliamo insomma vivere la nostra vita e vederli nella sofferenza, certo, fa male al cuore. Quali sono a Bocaranga le vostre principali attività? Le nostre attività, a Bocaranga abbiamo la parrocchia dove il padre Roberto che hai visto è parroco. Io mi occupo della scuola dei catechisti. E ogni anno, adesso è 2 anni che non lo facciamo, vista la situazione del Centrafrica, ma quest'anno vogliamo ricominciare a novembre e verranno una ventina di famiglie a Bocaranga per la formazione catechistica. E durante la formazione dei catechisti noi alla mattina facciamo formazione religiosa, eccetera, biblica e il resto. E al dopo pranzo insegniamo loro un mestiere. Al pomeriggio una parte impara la falegnameria e una parte la sartoria. Lei ormai è più centrafricano che italiano. Sì, ho vissuto là, mi trovo sperso qua in Italia. Partendo dalle parole del Vescovo di Boar che al termine della celebrazione vi ha presentato e ha detto questi sono i grandi missionari che restano accanto alla gente. Che cosa vuol dire rimanere accanto alla gente in momenti di difficoltà come questi che il Centrafrica sta attraversando da tempo? Significa dare loro la speranza, credere nel futuro. Potrei citare tanti esempi, ma vorrei soprattutto ricordare quello che le nostre consorelle e i padri beteramiti hanno fatto nel settembre scorso, quando rientrando dal riposo estivo in Italia hanno trovato Niem, un villaggio che è a 60 km da Boar, completamente deserto. I ribelli si erano installati cercando soprattutto tra di loro gli anti-Balakà che li avevano depredati delle loro mucche, e la popolazione di fronte all'arrivo di questi ribelli armati di fucili e di macette sono fuggiti. Un gruppo di persone è stato ucciso, 12 esattamente, e padre Arialdo è andato a seppellirli contro la volontà un po' di tutti e esponendosi anche al pericolo di essere lui stesso minacciato, provato, ma ha sfidato veramente la sorte. Niem era dunque deserta, la popolazione era fuggita. In ospedale restavano padre Tiziano, suora Elisabetta e tutti gli infermieri, quelli che fanno le analisi, erano scappati a Boar per cercare scampo, rifugio e sicurezza. Anche gli insegnanti avevano abbandonato la scuola. I padri e le suore sono rimasti. Suor Daniela ha ripreso l'attività scolastica in novembre con 4 alunni e un po' alla volta la gente, vedendo che il parroco, il dottore, le suore restavano sul posto, la gente ha cominciato a rientrare, le attività sono riprese e la scuola che era iniziata con 4 alunni è finita con 150 alunni.
e quindi direi credere in Dio e affidarsi a Lui, far rinascere la speranza, sapere che è possibile restare, è possibile cercare di incontrarsi, direi, anche con chi ti è nemico, perché questo è l'amore più grande che Gesù ci ha insegnato, amare i propri nemici. Lei opera a Maigaro, ci sono varie responsabilità, c'è l'ospedale, c'è anche l'istituto per le ragazze, ecco lì qualche segno di speranza si vede? Sì, si vede, abbiamo aperto, diciamo, l'ospedale a tutti, quindi che vengano le persone normali, che siano i ribelli o siano gli oppositori, si accoglie tutti. La nostra opera non è riservata ai cristiani. Poi, come diceva il Vescovo, non si tratta di una guerra di religione, si vogliono far scontrare gruppi diversi, ma gli interessi politici sono differenti e molto spesso latenti, noi non li intuiamo, ecco, ma non sono così espliciti, non è una guerra di religione. E da quanti anni è missionaria in Africa? Io sono 30 anni quest'anno, 30 anni. Prima ho lavorato in Camerun e poi adesso in Centro Africa da 25 anni. La famiglia delle suore francescane missionarie quanto è grande in Centrafrica? Dove siete? Noi abbiamo le due comunità di Niem e Maigaro. Maigaro è vicina a Buar, siamo diciamo più tutelati, ma la comunità di Niem a 70 km ha sempre i ribelli sul posto. Quando personalmente la coglie la paura, momenti di difficoltà in questi anni, a cosa si fa forza? Cosa succede? La forza prima ce la dà veramente la comunità, il fatto di essere insieme e di pensare il da farsi insieme, e poi la preghiera, la certezza che il Signore e la Madonna sono con noi e ci proteggono.